La scorsa settimana abbiamo presentato il libro La grotta della vipera. Ci avviamo alla conclusione di questo lungo percorso di Diverso con un colpo importante. Sì. Presentiamo in anteprima in Sardegna il primo libro di Maurizio Mannoni, giornalista della RAI conosciutissimo, che per rimanere nell'ambito notturno ha scritto un libro, Una notte a Saxa Rubra. Sì, quella notte a Saxa Rubra. Allora sì, diciamo che siamo proprio al traguardo. Oggi organizziamo questo incontro grazie proprio all'impegno di Giulia Giornaliste, che ha coinvolto la nostra associazione. Mi fa piacere che ci sia una certa sensibilità da parte di un'organizzazione tutta al femminile, di giornalisti autonome, verso le tematiche che trattiamo proprio del Festival Diverso. Oggi ospitiamo Maurizio Mannoni, per noi è un orgoglio perché segna una tappa molto importante per questa rassegna del festival e ormai stiamo arrivando proprio alla conclusione. Abbiamo altri appuntamenti: giovedì a San Luri, venerdì a Iglesia, sia la mattina con le scuole e nel pomeriggio invece ci rivolgiamo ad un pubblico più ampio. Sabato andremo a Villa Massargia e domenica e concludiamo la nostra tappa a Carloforte. Quindi è stato un 2024 di grandissimo impegno, soprattutto sotto il profilo della cultura letteraria, ma anche sotto il profilo delle persone a cui ci si rivolge. Assolutamente sì, perché il festival, come ho rimarcato e ci tengo veramente ad evidenziare questo, si occupa proprio di mettere in evidenza delle tematiche sociali. Tematiche legate alla disabilità, legate alla salute, allo sport, allo sport e alla disabilità, alla prevenzione e anche tematiche sociali molto delicate, quelle della violenza di genere, del bullismo, e ho visto che ha avuto un notevole riscontro e questo insomma ci gratifica e ci dà proprio lo stimolo per proseguire e cercare di pianificare il prossimo anno delle iniziative sempre in sinergia con le associazioni che hanno aderito al nostro progetto, che sono tantissime, sono 17, abbiamo visitato 11 comuni, abbiamo il patrocinio, il sostegno sia del Comune di Cagliari che dell'assessorato alla pubblica istruzione regionale, diversi patrocini e questo ci riempie, insomma ci gratifica veramente tanto. La scorsa settimana alla Grotta della Vipera con Clara Murtas, questa settimana abbiamo un ospite speciale, Maurizio Mannoni, di cui sono stato telespettatore per 15 anni e devo dire che poi andremo a analizzare perché ci piaceva molto questa trasmissione notturna. Questo primo impegno letterario dove nasce, come nasce? Nasce intanto dalla nuova stagione della mia vita, quella dopo la pensione, che diciamo in questo non sono stato certo originale, in tanti arrivati a quel punto hanno pensato di occupare il loro tempo scrivendo qualcosa. L'ho fatto anch'io, non ho voluto fare un libro di ricordi, ma ho provato a fare un romanzo inventando una storia e costruendo attorno a questa storia però un nucleo di ricordi che riguarda appunto la mia vita professionale, la RAI nella quale ho lavorato e diciamo ho fatto un mix di queste due cose e speriamo che il risultato sia intrigante da questo punto di vista. Perché la scelta del giallo? Ripeto, non è tanto un giallo, lo è in un... Più noir? Sì, nella sua parte centrale, è vero, perché c'è la ricerca del perché di una situazione, di una tragica che si è determinata, però se fosse su un giallo sarebbe un po' debole come architettura. Quindi c'è un elemento di giallo, ma poi ci sono tante altre cose, c'è una storia d'amore, c'è una parte larga relativa ai ricordi, all'incontro con personaggi che i telespettatori hanno conosciuto nella storia del TG3 e dei Rai 3, insomma, tante cose. In un'intervista a Repubblica, una volta lasciata
la RAI, hai sottolineato il particolare che in TV mancano i personaggi carismatici, coloro che sfondano il video, come si suol dire. Mancano perché la televisione è cambiata, secondo me non è cambiata in meglio e i telespettatori fanno molta più fatica a fidelizzarsi su un personaggio, su una trasmissione, eccetera. Non le sentono, no, vicine al pubblico come forse era una volta. E quindi anche i personaggi, le personalità, diciamo, chiamiamole più correttamente, faticano a crescere, insomma. Vediamo come soffrano le trasmissioni anche che hanno una certa anzianità nel tempo, e soprattutto quelle nuove, veramente, che fanno fatica ad emergere. È il segno di questi tempi che stiamo vivendo, insomma, auguriamoci che il verso possa cambiare, anche se non credo, francamente la televisione sembra destinata a un declino oramai irreversibile. In quell'intervista hai fatto dei nomi: Mentana, Floris e Bruno Vespa. Te la sei sentita di giocarti altri 14 anni della tua vita sempre in Rai? Adesso in avanti? Beh no, dai, sono stato 40 anni, francamente ci sarei rimasto ancora un anno e qualcosa per fare un'ultima stagione forse del programma che facevo, però questo non è stato possibile. Un periodo così lungo no, ci sono altre cose da fare, poi è anche giusto che emergano appunto anche altri volti, altre personalità, insomma non è che possiamo pensare di occupare il video per tutta la vita. Uno di questi che tu hai citato probabilmente lo farà, ma non è il mio caso, insomma. Volevo sottolineare la specialità di Maurizio Mannoni in video. Quasi tutti i colleghi nel rapporto con i loro ospiti sono molto gentili, affettuosi. No. Maurizio Mannoni no, aveva la notte l'aria di chi si trovava lì e non era molto contento, aveva proprio una specialità fra tutti i colleghi. Ma insomma un po' questo fa parte del mio carattere, un po' di distacco, no? Nell'affrontare, che non è in disinteresse, è un modo mio particolare per affrontare le cose, le questioni, cioè non esserne visceralmente coinvolto. A qualcuno piace, qualche altro lo ritiene sbagliato, ma insomma credo che sia importante mantenere la propria personalità, ecco, in televisione se un segreto può esserci quello, se uno cerca di cambiarsi non va bene, insomma. Quanto è difficile, ultima domanda, lavorare sempre la notte, tutta la vita di notte? È difficile ma non drammatico, nel senso che è un orario particolare, bisogna cambiare un po' il proprio ritmo di vita, però è un orario anche protetto, nel senso che tu sai le persone che hai di fronte, le conosci perché c'è un pubblico molto, molto scelto, pochi ti danno fastidio, nel senso che poi a quell'ora della notte c'è uno scarso interesse, pressione della politica o quant'altro, no, per me è stata una bella scoperta un orario come quello, lo consiglio a chi volesse dedicarsi alla TV d'ora in avanti. Abbiamo questo speciale dedicato a Diverso, uno degli ultimi appuntamenti del 2024 con Silvano Tagliagambe, che ha presentato il libro insieme all'autore. Come se l'è cavata Maurizio Mannoni? Per me molto bene, perché è un libro intrigante, in un duplice senso, non solo perché racconta un intrigo, un intreccio amoroso che poi finisce in tragedia, ma anche perché fa un'operazione molto curiosa e molto interessante, cioè quella di popolare
un romanzo che è chiaramente di fantasia, con vicende di fantasia, di personaggi attinti dalla realtà. Molti giornalisti del TG3, Federica Sciarelli, piuttosto che Giovanna Botteri, piuttosto che Michele Santoro e via dicendo, sono presenti nelle pagine di questo romanzo e quindi costruiscono una sorta di mix tra fantasia e realtà, e questo spinge il lettore a chiedersi fin dove giunge e finisce la fantasia e fin dove comincia la realtà. Fin dove comincia la realtà non tanto dell'intreccio raccontato quanto delle vicende che fanno da sfondo, diciamo l'ipoteca della politica sulla RAI, lo squallore di giornalisti che cercano patrini politici e anziché fare bene il loro mestiere cercano di accreditarsi presso un partito piuttosto che per un altro, e queste sappiamo tutti che sono vicende non tutte di fantasia ma che sono attinte dalla realtà, e quindi il romanzo costituisce un mix secondo me molto ben calibrato e riuscito tra immaginazione, fantasia e realtà, e qui sta il loro fascino, perché il lettore, lo ripeto, è portato a interrogarsi continuamente: dove finisce la fantasia, dove comincia la realtà, dove l'autore ci ha voluto mettere in qualche modo in condizione di capire meglio ciò che succede dietro le quinte di un telegiornale quando si spengono le luci. Ho fatto una bella chiacchierata prima di questa intervista con Maurizio e sottolineavo la sua particolarità di conduttore televisivo, un conduttore che aveva sempre l'aria diversa rispetto a tutti i suoi colleghi, lavorava la notte, lavorava sempre sulla diretta perché commentava i giornali. Questo era molto interessante anche perché chiamava giornalisti qualificati, ma chiamava spesso anche scrittori per raccontare non soltanto fatti di cronaca, ma eventi culturali di particolare significato. Quindi era un giornalismo diverso dal solito, da quello che si vedeva nei telegiornali, e devo dire che da questo punto di vista ha lasciato un segno, ha fatto scuola, ed è un'eredità che speriamo che continui e si riprenda il più presto possibile.